Tu sai che io ho fatto la tesi di dottorato sul muralismo Certo, e qui a Orgosolo c'è una tradizione importantissima, una fondamentale. Ti ho provato qui delle apposta, più guarda. importanti. Ehm, il primo murales è stato fatto qui nel 69, mi sembra, da un gruppo anarchico di Milano che Sì, si chiamava Dioniso. bravissimo, Mm? sì. Ed era il periodo della contestazione giovanile, per cui si è aperto un filone di discorso politico Sì, sì. nel muralismo di Orgosolo, che poi nel 75, quando Francesco Del Casino ha iniziato ad abbellire le pareti spoglie del paese, Sì. con l'aiuto, sai, anche di bambini della scuola media Ah, è vero, sono stati coinvolti in questo che discorso. coloravano, E poi sai ricalcavano. che li avevano coinvolti anche perché serviva che proprio si prestassero gli orgolesi a dare le pareti, no? Allora i bambini venivano utilizzati per andare dalle mamme a convincerle a dare le loro cose, invece poi dopo gli orgolesi si sono resi conto dell'importanza, addirittura adesso si propongono Ah. le loro pareti proprio per farci i murales. Sì, insomma, questo murales era soprattutto, insomma, fino agli anni '80, che c'era una grande tensione politica, un veicolo di contestazione sociale molto forte, sia per le Assolutamente. cose locali, poi anche per questioni di cronaca o Certo, questioni politiche internazionali. certo. E, Beh, pensa a Pratobello. Sai che cercarono di fare una base, no? Gli mhm, orgolesi, una sorta di sommossa popolare, perché il bello è la compattezza della gente di Orgoso, uno che si muove in una certo, direzione politica unitaria per denunciare qualcosa, anche proprio utilizzando come strumento il morale. che è questo, no? Questo Sì, qui, vedi che c'è Lussu, il sì. nostro scrittore, anche combattente nella prima guerra, importantissimo, e proprio Lussu mandò proprio un telegramma di denuncia e di solidarietà per le Ah. vicende di Pratobello. Ah. No, la cosa che secondo me è molto interessante è che qua a Orgosolo praticamente sui murales non c'è censura. Senti, ma siccome sono grandi, anche abbastanza difficili, come hanno fatto a rendere così bene le proporzioni? Come viene, tecnicamente, come viene fatto un murale? Allora, di base si tratta di affreschi proprio, cioè fatti col colore sull'intonaco, un fresco. Ehm, Poi spesso venivano fatte delle proiezioni proiettate sul muro e Ah, poi ecco. ricalcate, soprattutto quando lavoravano i bambini. Ehm, Poi vedi, lo stile spesso è ispirato un po' al cubismo, Ho a visto, Picasso, sì, abbiamo sì, una sì. citazione di Guernica Sì, sì, e, con i cavalli, poi la testa c'è di cavallo. anche l'ispirazione insomma, allo stile tipico sudamericano, insomma, ehm, Mhm. no? Come puoi vedere da Sì, questo. è vero, eccolo qua, sì. A Orgosolo c'è la realizzazione di proprio un'idea molto importante che ha segnato poi gli anni '70, ma raramente si è realizzata così, in maniera così diffusa in un luogo. Quando si profetizzava, insomma, che l'arte fosse un processo collettivo che Sì. coinvolgesse l'intera comunità. È Eh. un gesto di espressione di grande libertà e questa va tutelata. Che ho detto che avrebbe smesso di piovere, no? Il sindaco mi ha detto smetterà di piovere a quell'ora. Infatti, vedi. Allora, qua siamo in un'altra zona di Orgoso, vedi che prima era così lotta sociale, politica, invece qua siamo proprio scrittori, vedremo Neruda, insomma c'è un sacco di cose da vedere. Guarda questo che è bello che è leggermente in rilievo, no?